ecco che arrivano successivamente anche tutti gli altri concorrenti. Abbiamo nel frattempo i primi classificati, come abbiamo già detto, al Giovanazzi Cristian, sesto Galdi Jacopo, settimo Bartoli Michele, ottavo Parisi Filippo, nono Polo Claudio, decimo Giuffi Nicola, 11 Gardumi Davide, 12 Kerschbauer Diego, 13 Croner Maurizio, 14 Zambonai Michele, 15 mentre arrivano tutti gli altri concorrenti, ringraziamo i partner di questa competizione che sono Cerism, che è disponibile, ricordo a tutti gli atleti, per la seconda prova di esplosività col salto sulla pedana, un test offerto gratuitamente dal Cerism con un salto pre e post gara proprio per verificare Rovereto, Fondazione Museo Civico, Unione Sportiva Piazza, Confcommercio e New Athletic Team, presso la quale si allenano gli atleti di genere fuori strada con allenamento di palestra. Prendiamo il pubblico di mantenere libera la sede stradale, mantenere libera la sede stradale per la prova dei concorrenti. Monica Maldo, terza classificata, vai a casa! Tutto. 144, 240. Numero! Strassi presso il Comitato Comunale di Macchia. Soprattutto per gli atleti che hanno appena terminato la gara. Pronta la classifica.
verranno premiati nella categoria uomini e donne ovviamente distinte, il primo, secondo, terzo, quarto e quinto classificato. I premi in palio per il primo classificato sono un gesto di politica continua, una vita buonissima, delle calze Oxedo calze sportive, un buono da 50 euro spendibile presso Mancano Sport. Sempre spendibile presso Mancano Sport, che è lo sponsor tecnico dell'amministrazione. Il terzo classificato avrà sempre il centro di politica continua, le calze sportive Oxedo e un buono da Vitas e un accappatoio. Al quinto classificato, che è l'ultimo previsto per la premiazione, abbiamo sempre delle calze Oxedo, una borsa per le sicurezze e una mano. Ci saranno poi delle premiazioni per quelli che sono stati definiti i più saggi, ovviamente prendendo la loro iscrizione le missioni sono ovviamente i più saggi che si pubblicano durante il suo anno partecipato a questa competizione. Ha una borsa della Governo, altro sponsor della manifestazione, diario di borse e accessori fatto con materiale. Magari vogliamo cominciare a portarsi verso il gazebo del Comitato Carnevale Marco, è pronta la loro casa con la personale. Così cazzo. Basta. Per permettere l'arrivo dei concorrenti. Grazie. Ricordo gli sponsor che hanno permesso l'organizzazione di questa manifestazione, calze sportive Oxedo, buonissimo, che ha un gazebo in piazza San Marco, dove potrà offrire delle offerte, delle calze di carriera, le scuse e il resto. Dicevo che la casa è il sponsor tecnico in giro per la strada e ha firmato il gazebo della sua comunitaria che sempre presente a San quindi ringraziamo Bernardo Martini di Napoletano di Milano e il compiso che ha tenuto le mani delle famiglie familiari per San per le grande della sua regina della birra e solo della grande
Monte che ci ha beccato tutto gare di lui. Corri! Bravo Max!
29. 145.